Bentrovati su Tele4 in diretta con il nostro Umberto Bosazzi per presentare la programmazione di concerti, eventi, spettacoli di Trieste Estate. Ciao Umberto! Buongiorno Marco, buongiorno ai telespettatori. La conferenza stampa che ha presentato l'edizione 2024 di Trieste Estate si è conclusa da poco, abbiamo fatto giusto in tempo a rientrare. Io direi che prima di tutto possiamo dare anche alcuni numeri. Sono 101 giorni di spettacolo dal 6 di giugno al 18 settembre, oltre 260 sono le proposte, 30 in più rispetto allo scorso anno, 200 di questi spettacoli sono gratuiti, 40 le location e 21 i cicli di eventi, questo per dare un'idea diciamo complessiva della manifestazione che fra l'altro diciamo così è giunta al 10° anno quantomeno nella gestione artistica di Lino Marrazzo e Gabriele Centis. Ecco, tra l'altro in regia abbiamo sia le immagini di alcuni spettacoli visti l'anno scorso da mandare nelle finestre per dare un po' di colore all'intervista del nostro Umberto Bosazzi, e poi ci sono anche le immagini di questa mattina. Se non sono pronte, fate un refresh in regia, le seconde, le prime sicuramente, che ci portano proprio a San Giusto, che San Giusto è proprio il leitmotiv di questa edizione, perché ne parlavamo prima di iniziare, il ritorno dell'opera nel Piazzale delle Milizie è qualcosa di storico, no? Era una delle grandi attrattive estive di qualche tempo fa. Parecchio tempo fa mia mamma mi raccontava di folle, gente assiepata sui bastioni per seguire le opere, eccetera. Quest'anno appunto il Castello di San Giusto ospita quella che poi, quando si presentano questo tipo di spettacoli è sempre difficile dire la punta di diamante, perché poi ce ne sono parecchi, comunque certamente la Turandot che sarà al Castello di San Giusto il 10, il 12 e il 13 di luglio oggettivamente è un appuntamento importante, anche perché Turandot è un'opera che in genere per le messe in scena si presta molto a questo tipo di programmazione estiva. L'assessore Rossi oggi lo ha detto, noi non è come l'Arena di Verona, però certamente voglio dire è qualcosa di importante che torna a dare diciamo centralità a San Giusto come luogo per Trieste Estate. L'altro anno a San Giusto c'erano stati meno appuntamenti. Però è anche da dire, no, che se c'è da una parte l'offerta dei concerti, sono state anche le polemiche per il rock e così via, di Ultimo, Max Pezzali, poi c'è l'altro fronte che appunto può essere anche in prospettiva turistica un grande attrattore, perché insomma pensare in futuro di avere ogni anno l'opera a San Giusto è chiaro che attiri altre nicchie, insomma. Certo, poi tra l'altro non dimentichiamoci che Turandot è una delle proposte, diciamo così, di musica classica, perché poi c'è di nuovo i Carmina Burana e anche la Nona Sinfonia di Beethoven, quindi insomma un progetto molto importante tra l'altro. Torna anche, e questo è un altro elemento importante per quanto riguarda diciamo così, la logistica degli appuntamenti, torna anche la programmazione in Piazza Verdi. Piazza Verdi è, diciamo, verrebbe da dire quasi un anfiteatro architettonico, non possiamo dire un anfiteatro naturale, ma certamente è un luogo che lo scorso anno non era stato utilizzato parecchio come gli anni precedenti, adesso si torna anche in Piazza Verdi. Però è stato sottolineato anche che in virtù del successo riscontrato lo scorso anno sono stati ampliati i posti per quanto riguarda il giardino del Museo Sartorio e il giardino del Museo Winkelmann, che saranno invece spazi dedicati alla prosa soprattutto. Quindi insomma c'è una notevole varietà soprattutto di luoghi oltre che di proposte. Sulla varietà... Ti chiedo una cosa, siccome avevo visto tante immagini di operetta, c'è l'operetta? Come no, c'è l'operetta, anche perché poi dobbiamo anche pensare che Trieste Estate non comprende soltanto spettacoli all'esterno, ci sono anche degli spettacoli che per
la loro complessità e anche in certi casi per garantirne comunque l'andata in scena, vengono realizzati al chiuso. Dal 20 giugno a Rossetti inizia appunto anche diciamo così, la mini stagione di operetta con Acqua Cheta di Pietri, che è un'operetta italiana che fa un po' da, come dire, l'operetta italiana ha sempre avuto delle caratteristiche molto più popolari e popolaresche rispetto all'operetta danubiana, e parlando anche con Andrea Binetti, con la Poletti, eccetera, è quasi un'operetta da commedia italiana, ecco, insomma, però c'è anche spazio per l'operetta, c'è spazio anche poi per i concerti, per la musica, per Trieste Love Jazz, che è la colonna portante, diciamo, degli appuntamenti musicali di Trieste Estate. Fra l'altro anche c'è una mini rassegna che si intitola Fuori Centro e che è affidata ad Hangar Teatri, che invece porterà tutta una serie di appuntamenti, diciamo, nelle periferie, secondo quello che tra l'altro la giunta comunale aveva annunciato anche negli scorsi anni, cioè l'idea di portare gli spettacoli non soltanto a San Giusto, in Piazza Verdi, a Rossetti o in altre parti, ma anche appunto nelle periferie. Ed è molto bello che l'organizzazione di questi appuntamenti, che appunto si chiamano Fuori Centro, sia affidata ad Hangar Teatri, che è una realtà nuova, una realtà giovane, che si sta piano piano affermando per quanto riguarda delle proposte teatrali, diciamo, un po' più, che osano di più, insomma, rispetto a quello che è il panorama delle proposte, come possiamo dire, tipiche e tradizionali. Insomma. Certo, c'è anche altro, qualcosa di curioso, qualche spettacolo diverso? Ma per esempio, intanto è stato sottolineato quando l'abbiamo presentato, ti ricordi, un 3 settimane fa circa, fa parte anche della programmazione di Trieste Estate lo spettacolo che sarà in Piazza Unità il giorno 4 di luglio, un avvenimento collaterale alla settimana sociale dei cristiani, insomma. Io ho sempre difficoltà per ricordarmi il nome completo dell'evento. La settimana sociale dei cattolici in Italia. Dei cattolici in Italia, ecco, io lo dimentico sempre, ed è un concerto in Piazza Unità dove ci saranno Roberto Vecchioni, Cocciante, Cristicchi, Malika Iane e Amara. Questo fa parte di Trieste Estate. Per quanto concerne poi le presenze di musica, ci sono Carmen Consoli, i Forty Fingers e un tributo a Elton John, un tributo anche ai Queen, insomma, quindi insomma varia molto. Diciamo, forse, ecco, per dirlo, magari non c'è il nome clamoroso, anche perché in genere, ormai siamo abituati, i nomi clamorosi sono quelli dei concertoni in stadio. Insomma, i nomi sarebbero Pezzali e Ultimo come grande pubblico giovane e meno giovane, perché ormai Pezzali non è più abbraccia praticamente dai 15 agli over. 60, insomma. Anche più. Anche più, sì, è vero, anche più. E poi c'è anche uno spazio, adesso qui bisogna che mi destreggi molto, perché per quanto riguarda lo spazio, insomma, gli spettacoli dedicati alla prosa sono affidati alle grandi presenze di teatro in città, quindi la Contrada, quindi lo Stabile, il Teatro Sloveno, Armonia, ma anche il Miela, e c'è una certa attesa perché il Miela presenterà una nuova versione dell'opera scozzese di Shakespeare. È un'opera della quale non si deve dire il titolo perché solito, non porta bene, capito. Quindi insomma comincia per M e finisce per H. Io non dico il titolo perché mi attengo al dettame di Peppino De Filippo, non è vero ma ci credo, ma insomma è una delle opere più belle, è uno dei drammi più belli di Shakespeare, e c'è una nuova versione dalla Contrada. Buono, e stamattina è stato sottolineato anche questo, che appunto sono tutte le realtà che fanno spettacolo
a Trieste ad essere coinvolte. Ho dimenticato probabilmente di menzionare la Società dei Concerti, che tra l'altro chiude con il proprio festival, appunto gli appuntamenti di Trieste Estate. Insomma, è veramente potrebbe essere definito anche un festival del teatro a Trieste, sia musicale che di prosa, eccetera. Quindi, Prenotazioni, eventi tutti a pagamento, alcuni no, gratuiti? 200 sono gratuiti, alcuni sono a pagamento, per esempio l'operetta è a pagamento, poi magari di volta in volta credo che anche Turandot sia a pagamento, insomma, per cui però insomma, 200 sono quelli gratuiti. Ecco, insomma. C'è anche un grande dispendio, diciamo, anche di budget, perché complessivo il budget stanziato è di 1 milione di euro, molto di questo budget deriva anche dalla tassa di soggiorno, tant'è vero che oggi presente alla conferenza stampa come tradizione c'era anche il presidente di Federalberghi Guerino Lanci, perché insomma, inutile nasconderlo, Trieste Estate è anche una manifestazione per i turisti, non solamente per i triestini, oppure per i triestini ma non solamente per i turisti, perché insomma bisogna, e qui state vedendo anche appunto alcuni appuntamenti che diciamo nelle varie declinazioni ritornano anche quest'anno. Per esempio, tra l'altro, per quanto concerne le bande, ci divertivamo anche a sottolineare, ecco, c'è anche nell'ambito di Trieste Love Jazz c'è un concerto della banda della Marina statunitense in collaborazione con il consolato statunitense, e quindi c'è da immaginare anche lì la grande tradizione del jazz, ma anche e soprattutto dello swing. E abbiamo visto prima, non sembra incongruo, c'era un'immagine di James Bond, perché tornano anche gli appuntamenti con la musica da film, perché ormai la musica da film è stata, ringraziando Dio, sdoganata dall'essere solo ed esclusivamente musica da film, è diventata appunto grande musica popolare e colta nello stesso tempo. Quindi insomma è un programma veramente onnicomprensivo. Dopodiché, lo ha detto l'assessore Rossi, e lì credo che parta la sfida per il prossimo anno, che è quella di, come dire, lo ha detto anche l'assessore Rossi, di migliorare le strutture, cioè di intervenire sul castello di San Giusto, anche sul museo Revoltella, quindi il discorso va un pochettino più in là di Trieste Estate, per cercare di rendere le strutture di spettacolo e di cultura della città più all'avanguardia con quelle che sono le strutture. Cosa manca a San Giusto per fare, diciamo, spettacoli? No, credo sia una questione che abbia a che fare, per esempio, se ho capito bene, poi magari dopo risentirò attentamente, per esempio al Revoltella il fatto che non ci sia una caffetteria interna, pur essendo il Revoltella in un luogo dove è pieno di realtà di questo genere. Anche il Castello di San Giusto non ha un luogo di ristoro all'interno del castello, cioè si ragiona, se ho capito bene, anche in questi termini, no? Perché sì, più che altro di servizi e altro. Insomma, l'assessore Rossi ha detto che se già il 2023 ha rappresentato, per quanto riguarda Trieste Estate e per quanto riguarda la cultura e il turismo triestino, un anno importantissimo, il 2024 con questi appuntamenti potrebbe essere veramente un passo in avanti, ma un passo in avanti che consentirebbe proprio di tirare una linea, dare per assodate determinate realtà e agire in questo senso, cioè prepararsi ad un 2025, 2026, eccetera, eccetera in avanti, dove si fa, come dire,
si fa la grande, ecco, insomma. Certo. Soprattutto per quanto riguarda appunto strutture ed altro. Tutto questo, se non sbaglio, supportato da un programma, credo, disponibile online per consultare sia per i triestini che per i turisti, no? Per avere un'idea questa settimana cosa c'è della serie. A noi hanno dato appunto tutto il materiale, ma credo che il materiale sia già penetrato. C'è stata una cosa anche molto divertente, la racconto perché dà un'idea della mia generazione. L'ufficio stampa, appena arrivato, mi ha detto: le do una penna, e io ho detto: no, guardi, io ho la mia, e invece la penna è una penna USB. Vabbè, ormai si usa anche il QR code direttamente senza usare la carta, che è bello dal punto di vista ambientalista, dopodiché insomma carta se carta. Io con questo, io lavoro con questo, insomma. Benissimo. I consigli di Bosazzi nell'ultimo minuto per quest'estate, allora cosa andare a vedere? Sicuramente, diciamo così, è una... Torna la tradizione, no? Cioè si rifà avanti la tradizione dell'operetta, si rifà avanti la tradizione della musica, dell'opera a San Giusto, ma poi ce n'è davvero... Io consiglio, ad onta che non rivelerò mai il titolo, ma l'opera scozzese di Shakespeare vale veramente la pena, ma devo dire anche tutti gli appuntamenti anche di fuoricentro, proprio perché Hangar Teatri è una realtà bella, è una realtà giovane, è una realtà che deve essere conosciuta e supportata. Grazie al nostro Umberto Bosazzi, noi ci ritroviamo tra pochissimo nel telegiornale di Tele4 con tutte le ultime notizie. A tra poco. Bentrovati alla nuova edizione meridiana del nostro telegiornale. Polemiche fra maggioranza e opposizione, quest'ultima appoggiata da alcune decine di cittadini e aderenti ad associazioni che si occupano di migranti per il sopralluogo di questa mattina all'ex bazar della stazione centrale. Lo stallo era sulla possibilità o meno di far entrare tutti per visitare gli ambienti. Poi è entrata una delegazione anche delle associazioni e abbiamo documentato la situazione con il nostro Bernardo Gulotta. Chi fate entrare con che criterio? Perché c'è scritto che è pubblico, no? Siamo, scusate, c'è Linea d'Ombra, la Diaconia Valdese, ICS, International Rescue Committee. Stiamo aspettando, come dicevo prima, i rappresentanti delle associazioni. Siamo qua. Bene, dai, venite. Chiunque rappresenti un'associazione che è impegnata nella rotta balcanica, chiunque sia un giornalista, un fotografo, può entrare. Ma scusa, no? L'ha detto te? Quando per i diritti di libertà. Non fa sceneggiate con me. Non sto facendo una sceneggiata. Allora, stiamo facendo una cosa. Facciamola, no? Ma è che non tutti sentono. Ma non si offenda, non faccia così. Non si offenda, non faccia una sceneggiata. Momenti di discussione questa mattina davanti all'ex mercato della stazione in occasione del sopralluogo organizzato dalla 4ª commissione consigliare per ispezionare i locali dell'ormai dismesso bazar. Da una parte il presidente della commissione Lorenzo Giorgi, appoggiato dalla maggioranza, dall'altro l'opposizione e un nutrito gruppo di cittadini e rappresentanti di associazioni che chiedevano di poter visitare quegli spazi anche in virtù del fatto che le commissioni comunali sono pubbliche e aperte a tutti. Lo stallo iniziale però è stato motivato dalla maggioranza che frenava l'ingresso di massa nell'ex mercato come una questione di sicurezza e ordine pubblico. Quegli spazi sono abbandonati da molti anni. Giorgi ha messo le mani avanti facendone una questione di responsabilità su un possibile accidente, che sia una persona che inciampa o qualche elemento interno che possa cagionare danno. Ma tant'è, alla fine commissari, giornalisti e una rappresentanza delle associazioni presenti stamane sono potuti entrare. Lo scenario è quello di un ambiente piuttosto ampio che si sviluppa per lo più in lunghezza, con un solido, almeno all'apparenza, soffitto in pietra. Sono presenti i cosiddetti funghi riscaldanti, ma sono fuori uso e non sono allacciate le utenze. Questo è uno stabile che non ha alcuna utenza, come si dice, scura, quindi bisogna sapere quanti entrano e quanti escono.
In giro una serie di oggetti abbandonati e mucchietti di detriti, per lo più calcinacci, fanno da contorno alle installazioni che una volta erano i chioschi adibiti alla vendita di abiti e merce varia. Si tratta di strutture che con un po' di perizia si possono smontare e smaltire. Presente anche un vano di servizi igienici che però, come detto, non ha l'allacciamento idrico a norma. Mancando l'energia elettrica, questo ambiente si compone di tratti bui o in penombra, fatta salva l'area più vicina a via Flavio Gioia, dove la luce penetra dai finestroni. Per questo luogo le richieste dell'opposizione in comune, delle associazioni e dei cittadini impegnati a più livelli nell'accoglienza dei migranti della rotta balcanica, ma anche dei senzatetto della città, è quello di attrezzarlo per la creazione di un centro a bassa soglia che possa dar dignità a chi si ritrova senza un luogo dove dormire, in particolare i migranti accampati al Silos. E siamo alla cronaca giudiziaria. È stato rimesso in libertà l'ex allenatore del San Luigi Calcio di Trieste, condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per atti sessuali ai danni dei giovanissimi calciatori delle squadre giovanili. La sentenza di condanna è stata annullata, il processo è completamente da rifare. È annullato per vizi procedurali la sentenza di condanna a 10 anni inflitta in primo grado all'ex allenatore 51enne del San Luigi Calcio accusato di violenza sessuale su alcuni minorenni. Dopo circa 3 anni e mezzo di detenzione, da quando cioè la squadra mobile della questura di Trieste lo arrestò, l'uomo torna in libertà. Sembra che il problema possa essere collegato all'imputazione. Il PM titolare dell'indagine aveva contestato il reato di atti sessuali con minorenne, mentre i giudici del primo grado hanno condannato l'ex allenatore per violenza sessuale. Insomma, 2 articoli diversi del codice penale. Ora gli atti sono stati reinviati alla procura. Le molestie sarebbero avvenute più volte durante i ritiri calcistici prepartita, negli spogliatoi e in auto, nelle occasioni in cui l'uomo aveva accompagnato a casa qualcuno dei ragazzini, come alcuni genitori avevano raccontato ai nostri microfoni. E subentrano varie componenti, magari la paura, magari anche la vergogna, magari alla fine il brutto è che un educatore che gode della fiducia anche del bambino, no? Il sostituto procuratore generale Carlo Sciavicco aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Gli atti dovranno ora essere trasmessi alla procura, che imbastirà un nuovo procedimento. Intanto però, come detto, all'allenatore sono stati revocati gli arresti domiciliari. Il 51enne era stato arrestato nel gennaio 2021 dagli agenti della squadra mobile che avevano eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Trieste. 5 passer sono stati arrestati dai carabinieri sul Carso triestino negli ultimi 30 giorni, 28 i migranti trasportati, tutti i veicoli fermati ai valichi di frontiera sono stati ovviamente sequestrati. 5 passer arrestati in un mese, 28 i migranti trovati stipati fra bagagliai e vani di carico dei rispettivi veicoli. È il bilancio dell'attività della compagnia dei carabinieri di Aurisina e in particolar modo della stazione di Duino in ausilio alla polizia di frontiera nei pressi dei valici confinari del Carso. Il primo passer di nazionalità serba è stato fermato a Fernetti alla guida di un'auto con targa slovena con a bordo 4 migranti turchi. Dinamica simile si è ripetuta pochi giorni dopo a Morrupino. In manette è finita una cittadina ucraina al volante di un veicolo immatricolato in Slovenia che stava trasportando 5 migranti, tra cui una minorenne. Durante la stessa notte è stato fermato in un ulteriore controllo un autocarro telonato con targa polacca al cui interno viaggiavano nascosti ben 12 migranti irregolari di origine siriana, tra cui una minorenne. 2 i camionisti finiti in arresto, un 30enne ucraino e un 34enne moldavo. L'ultimo passer finito nella rete dei controlli dell'arma è stato bloccato a Basovizza. Si tratta anche qui di un 44enne ucraino. Viaggiava a bordo di un'auto con targa polacca e stipati all'interno in condizioni deprecabili, trasportava una famiglia turca composta da 7 persone. Tutti i passer sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Trieste, messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e rischiano ora una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione, sotto sequestro tutti i veicoli utilizzati. Allora, ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, con l'amico De Grassi al telefono per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno, ben trovato. Caduta la linea, vabbè, lo sentiamo tra poco. Andiamo a parlare
del porto e quindi i punti di domanda sul futuro degli operatori portuali di Logistica Giuliana, società ex Arvedi, ora sotto controllo di ALA PLT, concessionaria della piattaforma logistica, che dubbi che sono stati sollevati dai sindacalisti dell'USB dopo l'incontro con la dirigenza di ieri. Sentiamo perché. Quale futuro per i 20 portuali di Logistica Giuliana? Specializzati nel lavoro in banchina, i lavoratori che facevano parte del gruppo Arvedi sono passati da dicembre sotto ALA PLT Italy, la società che controlla la piattaforma logistica, ma non hanno ancora chiaro quale sarà il loro futuro. Sono 20 lavoratori, il timore è che in assenza di chiarezza si apra una cassa integrazione, come dire, senza sapere quando ci saranno i carichi di lavoro. È un po' anche da sfiancare i lavoratori, da far sì che se ne vadano progressivamente. Questo è il timore principale, quindi secondo noi dovranno intervenire tutti gli attori diciamo pubblici, quindi regione e ministero, perché c'è appunto un accordo per la reindustrializzazione di quelle aree fatte con Arvedi e non è possibile che Arvedi si sganci abbandonando questi 20 lavoratori. Nell'incontro di ieri fra sindacati e rappresentanti di Arvedi e del gruppo ALA sono stati ribaditi gli investimenti sul futuro Molo Ottavo, che significheranno in prospettiva un aumento di personale nell'arco di 10 anni, ma nel breve non è chiaro che sorte toccherà le maestranze attuali, considerando la drastica riduzione delle commesse e di conseguenza la scarsità di lavoro sulle banchine dell'ex Ferriera. Però non si capisce quale sia il carico di lavoro. Primo. Secondo, non si capisce chi sarà l'operatore di logistica che farà tutti i passaggi, come dire, di rimozione delle merci della banchina. Quindi i lavoratori sono in grado di caricare e scaricare le merci dalle navi, ma non c'è nessuno che le movimenta, e questo HLA PLT non l'ha ancora chiarito. Allora, Polizia Locale, l'amico De Grassi in collegamento, quali le ultime? Buongiorno. Sì, buongiorno Stabile e a tutti gli spettatori. Guarda, cominciamo con il dire che stiamo rilevando un incidente, anzi ne abbiamo un 3 in lista, in Guardia Caprin, Flavia Pallotti e anche in Valmauro 19 con feriti stiamo andando. Comunque tutti e 3 sembrano niente di grave, 2 solo danni e 1 con ferito, ma dovrebbe essere leggero. Stiamo anche intervenendo in via dei Listi e altezza del Bullo per sostanza viscida sulla carreggiata. A tal proposito anche in mattinata un bus ha perso gasolio da Piazza Perugino a via Villande Bacchino a Roiano. Siamo stati impegnati con le ditte per la pulizia del manto stradale. In stazione marittima in Porto Nuovo ci sono 2 navi da crociera, numerosi i croceristi, c'è stato un po' di traffico in più sulle rive anche per i pullman dei croceristi stessi, comunque nessuna situazione scabrosa. Per il resto non abbiamo niente di particolare in agenda, per cui al momento le restituire la linea. Grazie. Aggiungiamo che per questo pomeriggio è previsto un diluvio, una perturbazione temporalesca molto importante che potrebbe determinare problemi, allagamenti, vento di scirocco, quindi attenzione al pomeriggio, specie per chi si sposta in auto, moto e scooter, forse è meglio lasciarli a casa. Esploso invece a Sveglia Trieste il caso di una serie di furti e danneggiamenti ai campi numero 13 e 14 del cimitero di Sant'Anna. Fatto il punto della situazione per noi, Laura Buccarella, in attesa poi di sentire dalla dirigenza anche comunale come si ha in animo di mettere a posto la situazione. Il cimitero, sì? Mi sa dire qualcosa del cimitero? Che hanno trovato rotole, tombe e tutto buttate all'aria di Sant'Anna? Nel campo 14, 15, 13. Cosa succede? Anche lì fanno business, cosa fanno? Entra dentro delinquenti, fanno anche queste cose lì? Mi allaccio alla telefonata di poc'anzi riguardo ai danni che il cimitero di Sant'Anna sta subendo nei campi numero 13 e nel campo numero 14. L'ho già chiamato ieri. Atti di vandalismo e furti all'interno del cimitero di Sant'Anna. Queste le segnalazioni di oggi all'interno di Sveglia Trieste, ma il tema era già emerso negli ultimi giorni, in particolare per quanto riguarda i campi 13 e 14. Secondo quanto riferito dai nostri telespettatori, sono stati asportati alcuni vasi per i fiori e sono state staccate le fotografie di alcune persone
persone defunte dagli appositi espositori metallici. È già da molto tempo che va avanti questa storia e vengono tolte le foto e buttate in giro per i campi e sulle altre tombe e vengono tolti i portafiori. Una situazione che ha contrariato non poco coloro che si recano al cimitero in visita ai propri cari, anche perché questi episodi si ripeterebbero ormai da tempo. Ho parlato con gli addetti sono al corrente e sanno praticamente quasi chi sia, solamente hanno detto è una persona un po', dicono loro, squilibrata, insomma, che non sta bene con la testa, ovviamente, per fare quelle cose lì, però al momento nulla è stato fatto. I cittadini chiedono quindi un intervento risolutivo agli uffici comunali che si occupano dei servizi cimiteriali. Nel frattempo non risultano ancora denunce alla polizia locale di vandalismi o furti nel cimitero. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del telegiornale. Bentrovati con il telegiornale di Tele4, torniamo a Gorizia per un'altra truffa ai danni di anziani che abbiamo documentato nel nostro notiziario di ieri. Vediamo com'è andata. L'episodio, reso noto oggi, ricalca quello di cui è stata data notizia ieri. Stavolta, sempre a Gorizia, ad intervenire è stata la polizia, che ha arrestato un 22enne italiano residente a Napoli, che aveva perpetrato la truffa dell'avvocato ai danni di una coppia di anziani. E il 15 aprile, alla questura di Gorizia, vengono segnalati alcuni tentativi di truffa. Malintenzionati si erano finti avvocati ed avevano messo in piedi per l'ennesima volta la messa in scena ormai tradizionale, un finto incidente causato da un congiunto stretto delle vittime con la richiesta di denaro per ottenerne l'immediata liberazione. Gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione grazie al quale era stato individuato un sospettato non residente in città, controllato in zona stazione dalla Polfer e da una volante. Poiché il ragazzo non era stato in grado di fornire spiegazioni della sua presenza in città, era stato pedinato e visto entrare in un edificio in via dell'Ospitale per uscirne con un sacchetto in mano. Fermato, è stato perquisito. Nel sacchetto oltre 150 grammi di monili d'oro per un valore stimato fra i 7 e i 10.000 euro. Gli operatori sono risaliti alla coppia vittima del furto, residente in quell'edificio, che hanno confermato di aver consegnato i monili per ottenere appunto la liberazione del figlio, coinvolto appunto in un sinistro. Il giovane è stato accompagnato alla caserma Massarelli, quindi al carcere di Gorizia. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata alla coppia. Inaugurati a Miramare gli orti di Massimiliano, dove i bambini di una seconda elementare ieri hanno piantato nuovi alberi, figli delle piante monumentali del parco, per così dire. Sono loro, i bambini della scuola primaria Rossetti di Trieste, le sentinelle incaricate di vigilare sulla crescita futura dei nuovi alberi da loro stessi piantati insieme agli studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico negli orti di Massimiliano, inaugurati oggi a Miramare. Il progetto, illustrato dalla direttrice Andrina Contessa, prevede la messa a dimora nel giardino delle specie originali scelte dallo stesso imperatore del Messico, piante nate da semi e da talee degli alberi monumentali del parco, che avranno così garantita una discendenza diretta per le generazioni future. Quindi è un progetto che parte lontano. Anni fa abbiamo raccolto i semi e le talee degli alberi monumentali storici proprio per farli rivivere, per avere un ricambio, pensando che questi alberi non sono eterni ma arriveranno alla fine del loro ciclo di vita, e volevamo veramente che fosse un clone, un figlio degli alberi storici piantati da Massimiliano. Quindi sono stati raccolti semi e talee, sono stati messi in un vivaio e adesso hanno raggiunto una grandezza tale che possiamo piantumarli. L'idea che sta dietro questo giardino, questo parco, è quella di mettere insieme alberi che provengono da tutto il mondo. Ho pensato che sarebbe stato bello a livello simbolico avere una delegazione degli studenti del Collegio del Mondo Unito. È il parallelo tra la convivenza tra piante provenienti da tutto il mondo in un giardino meraviglioso come quello del Castello di Miramare
e la convivenza di ragazzi invece di tutto il mondo in un posto, devo dire, altrettanto meraviglioso qual è il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino. Sempre oggi sono stati presentati un libro tattile dedicato a Miramare e la prima pubblicazione di grande formato dedicata alla nuova configurazione del parco dopo la riqualificazione messa in atto negli ultimi anni. Una superficie di 125 metri quadrati ospita l'Aula Natura del Burlo Garofalo. Per la prima volta il progetto, sostenuto dal WWF, approda in un ospedale infantile. Vediamo il prossimo servizio in scaletta. L'Aula Natura è inaugurata quest'oggi al Burlo Garofalo, la 47esima realizzata nell'ambito del progetto portato avanti dal WWF con il sostegno della Procter & Gamble e la prima ad essere realizzata all'interno di un ospedale pediatrico. È parte integrante di un percorso più ampio di riqualificazione degli spazi esterni della struttura e si inserisce nell'ambito del rapporto fra il Burlo, l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri e il Liceo Classico e Linguistico Francesco Petrarca per lo svolgimento dell'attività didattica rivolta ai minori ricoverati all'ospedale infantile triestino. Realizzata su una superficie di circa 125 metri quadrati all'interno del giardino dell'ospedale, l'Aula Natura si sviluppa su uno spazio curvilineo lungo un percorso arricchito da vegetazione e alberi da frutto, ideato per facilitare ai bambini degenti e ai loro accompagnatori la fruizione di tutti gli elementi tipici dell'Aula Natura stessa. Il sentiero principale divide gli spazi in un ambiente umido, con lo stagno artificiale e il giardino delle farfalle, e in un ambiente secco con piante aromatiche e succulente, le bat box, l'hotel per gli insetti, le cassette nido e le mangiatoie per gli uccelli accrescono le biodiversità, sostenendo la presenza di insetti e di avifauna, mentre le sedute di tronchetti in legno e le panchine, unitamente ad una lavagna e ai pannelli didattici, consentono agli operatori di organizzare momenti di apprendimento all'aperto per un maggiore coinvolgimento dei bambini che potranno conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, osservare il cambio delle stagioni, vivere il concetto di biodiversità e diventare anche custodi di tutto questo. L'Aula Natura favorisce la rigenerazione fisica e psichica e la socializzazione, migliora la qualità della degenza, rafforza l'autostima ed una percezione positiva di se stessi. Alla presentazione dell'Aula Natura, fra gli altri, hanno preso parte il direttore generale del Burlo Garofalo Stefano Dorbolò, l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen e il vice sindaco Serena Tonel. Sarà consegnato questo sabato il premio Massimini 2024. L'Associazione Internazionale dell'Operetta ha già comunicato il nome del vincitore. Non deve stupire che l'Associazione Internazionale dell'Operetta abbia scelto Luca Gaudiano per il premio Massimini, noto semplicemente con il cognome, conosciuto dal pubblico non solo per la sua attività in palcoscenico. La carriera di Gaudiano, che guarda anche ad un pubblico più giovane, corrisponde in pieno alle caratteristiche richieste per essere inseriti nell'albo d'oro del riconoscimento. Il premio Massimini è il premio che è stato istituito l'anno successivo alla scomparsa prematura ovviamente di Sandro Massimini, che è stato uno degli esponenti di spicco del Festival Internazionale dell'Operetta, ma non solo, dell'operetta in generale in Italia, ed è assegnato ai giovani di talento, ecco, diciamo così, giovani di talento che bucano la scena nazionale e anche internazionale. È un giovane artista di musical italiano che abbiamo visto già più volte sul nostro palcoscenico, in American Idiot, in Once, nel Fantasma dell'Opera stesso, ma che è a sua volta un artista molto versatile perché ha vinto Sanremo Giovani e ha vinto lo scorso anno l'ultima edizione di Tale Quale Show. Fra l'altro, Luca Gaudiano il 15 e il 16 ottobre scorsi ha sostituito Ramin Karimloo nel ruolo del fantasma nelle repliche milanesi del musical di Andrew Lloyd Webber. Non a caso, a consegnargli il premio sabato 18 maggio sarà Bradley Jaden, che in quella versione di The Phantom of the Opera interpretava Raoul, nel corso del recital che per una sera lo riporterà a Trieste assieme allo stesso Gaudiano e a Lucy Jones, star del West End londinese. Sabato abbiamo questo grande evento, il ritorno a Trieste di Bradley Jaden, che il pubblico ha conosciuto lo scorso anno in quanto interpretava il ruolo di Raoul nella storica edizione del Fantasma dell'Opera fatta a Rossetti. Bradley ritorna a Trieste con la prima mondiale del suo concerto, che poi toccherà New York, Londra e Budapest.
Allora, proseguiamo parlando anche di sport e inclusività nel prossimo servizio di Gianluca Paladin, che lancia un'iniziativa molto importante a cui Tele4 è vicina. Siamo tornati nel campo del Domio Calcio, una bellissima cornice dove si svolgerà un torneo questa domenica. Presidente, innanzitutto l'importanza di un evento benefico, Sport for All, uno sport inclusivo per tutti. Qui al campo di Domio verranno coinvolti tanti ragazzi, insomma domenica, giusto? Domenica qua abbiamo con i nostri partner, che sono qua nella rappresentanza della Fondazione Pittini, abbiamo creato un altro evento benefico. Parleremo di calcio inclusivo, parleremo di far conoscere a tutti i ragazzi che verranno a trovarci la possibilità di provare sport diversi da quello che è il calcio, quindi avremo la rappresentativa di varie società che proporranno e faranno vedere come funziona lo sport. Tutto questo in un'ottica di contorno con tutte le famiglie, per poi stare anche assieme e passare un po' di tempo ludicamente mangiando e stando assieme e condividendo tutta questa bella giornata che speriamo il tempo ci assista. Al mattino avremo alle 9:30 un torneo di calcio integrato grazie alla collaborazione della cooperativa integrata di Anfas. Assieme ai nostri ragazzi juniores più grandi sarà un bellissimo torneo assieme a 3 squadre. Poi avremo un torneo di pulcini ed esordienti che dura tutto il giorno, il mattino e il pomeriggio, con una breve pausa pranzo, e il pomeriggio, come ha detto già prima il Presidente, Domio diventerà un hub dello sport. Sostanzialmente avremo 12 sport diversi, dal basket, pallavolo, baseball, judo, pugilato, surf, c'è di tutto in campo. Nel pomeriggio di domenica dalle ore 14:30 alle 18. Tra la Fondazione Pietro Pittini e il Domio Calcio c'è un forte allineamento di valori e di strumenti che lo sport porta con sé e che danno concretezza a parole come inclusione e aggregazione. La giornata del 19 maggio di Sport for All vuole essere proprio questo, un momento per le famiglie, per i ragazzi del territorio e per tutte le ASD che compongono l'offerta sportiva della nostra regione, in particolare della provincia di Trieste. Quindi promozione di benessere, sport, salute e movimento per tutti quanti. Chiedo anche al suo collega Giulio Nascimben l'importanza di parlare di queste cose, di essere vicino a chi ha bisogno e di anche mostrare solidarietà e fare rete, fare sistema. Appunto, anche perché, come hai detto tu, inclusione, ci sarà il torneo di calcin, che è uno sport inclusivo che permette a sia atleti normodotati che atleti con qualche tipo di disabilità di diverso tipo di giocare tutti insieme e quindi conoscersi e creare legami tra atleti nello sport. Allora è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ring, Ferdinando Avarino e i suoi ospiti a partire dalle 21:10 su Tele4. È tutto per questa edizione, ci vediamo alle 19:30, restate con noi.